fratelli, per celebrare degnamente questi santi misteri, nel giorno del Signore, la domenica, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro di guerra da Efre e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Ripetiamo: benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
dopo il lungo periodo del tempo pasquale e dopo tutte le feste che sono venute dopo il tempo pasquale, ricordate la Santissima Trinità, il Corpus Domini, la solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, torniamo al cammino ordinario dell'anno liturgico e riprendiamo la lettura continuata del Vangelo di Matteo, che se ricordate abbiamo lasciato questo inverno. E questa lettura continuata del Vangelo di Matteo ci accompagnerà fino alla fine dell'anno liturgico. Ritroviamo Gesù che rivolge al Padre suo e Padre nostro questa bella preghiera di lode e di ringraziamento. Ti benedico, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato le tue meraviglie e il tuo amore ai semplici, ai generosi, agli umili, a quelli che confidano in te e non confidano in se stessi. Ormai Gesù era conosciuto, la fama di Gesù si era diffusa in tutta la Galilea e anche oltre. C'era tanta gente che andava a cercare Gesù per ascoltare la sua parola, perché era una parola di vita che rincuorava il cuore, che dava senso alla vita, che sosteneva nelle difficoltà, che indicava un cammino, un futuro di speranza. Molti andavano da lui per vedere i segni, i prodigi che Gesù compiva, quei segni, quei gesti che noi solitamente chiamiamo i miracoli, non solo quelli di guarigione fisica dei malati, ma anche quelli di guarigione interiore, il conforto che Gesù portava ai sofferenti, la luce che Gesù portava ai peccatori che si convertivano, cambiavano vita e respiravano con tutto loro stessi. Gesù aveva già mandato i discepoli per una prima esperienza missionaria prima di fare questa preghiera. Aveva mandato alcuni discepoli a portare la sua parola in giro per i villaggi e anche loro erano tornati tutti gasati, pieni di entusiasmo, perché avevano visto cose meravigliose, quello che la parola di Gesù produceva nei cuori, avevano avuto un'accoglienza inaspettata, soprattutto là dove avrebbero pensato invece di trovare un rifiuto categorico. Tornano da Gesù. E Gesù guarda questa folla che lo circonda e si accorge di una cosa. A seguirlo non erano i dotti e i sapienti di questo mondo, ma i poveri, i semplici, gli umili, le persone che confidavano in Dio. Come mai? Forse perché i dotti e i sapienti di questo mondo, confidando troppo in se stessi, non si lasciano mai abbandonare alla provvidenza di Dio. Non sono capaci di affidarsi a nessuno, perché loro sono intelligenti, loro sono in gamba, devono avere tutto sotto controllo, una vita pianificata. Adesso si usa, si pianifica tutto, quello lo devi pianificare, l'altro lo devi pianificare, e tanto che pianifichi la vita va avanti e va come deve andare, perché sei mica il Padre Eterno che la pianifichi come piace a te, non dipende mica da te il futuro. Ecco allora queste persone che avevano questa brutta abitudine di voler pianificare tutto sotto controllo, loro a decidere, loro a vedere, e allora quando sentivano parlare Gesù un po' li convinceva, ma poi dicono no, ma forse no, e ma perché lui sì e noi no, e perché lui è più bravo di noi, e perché lui è qui e là, e quindi non riuscivano a fidarsi di quella parola e dire sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, come Pietro, e abbandonarci fiduciosi in questa parola nella sequela di Gesù. I poveri invece si abbandonavano, cercavano Gesù, sentivano che questa parola e questa presenza rincuorava la loro vita e quindi non avevano bisogno di tante domande, di tante spiegazioni, non avevano bisogno di tanti studi. E Gesù un po' si meraviglia, dice ma come? Avrebbero dovuto seguirmi soprattutto quelli che erano preparati, che partecipavano sempre alle grandi conferenze di fede, che studiavano bene la scrittura, la sapevano a memoria. Tutti questi dotti avrebbero dovuto essere i primi a capire chi ero io. Sì, qualche volta capita anche adesso, sì. Allora tu magari incontri qualcuno che è dotto, che ama i discorsi dotti, che fa i discorsi dotti anche nella fede, ma se hai bisogno di un bicchiere d'acqua non chiederla a lui perché puoi morire di sete, Chiedila a uno che magari non vedi mai, che magari pregherà un pochettino meno,
ma una generosità e un'umanità così ricca che ti allarga il cuore, che ti parla di Dio. Non voglio generalizzare, non voglio dire che quelli che vengono non sono bravi e quelli che se no lo dice a noi che veniamo, allora stiamo a casa. No, non volevo dire questo, si capisce, vero? Ma volevo dire che alle volte trovi del bene, della sensibilità, della fede, della generosità anche là dove non ti saresti aspettato, e magari in altri ambienti dove ti saresti aspettato una parola di fede, una parola di conforto, non la trovi, perché così dotti e così pieni di sé si è sempre tentati di vedere quello che non va bene e allora puntare il dito, lamentarsi per le cose che vanno male. Invece Gesù non vuole pianificare niente, dice vabbè, è andata così, io pensavo che andasse diversamente, è andata così, sono i poveri che mi seguono, sono gli umili, beh, sono contento, ti benedico Padre del cielo e della terra, perché tu mi meravigli sempre, fai sempre cose meravigliose e mi indichi sempre la strada. Ecco, anche noi, fidandoci di Gesù e del Padre suo, impariamo a vivere ogni giorno senza la presunzione di voler sempre pianificare tutto, di voler sempre capire tutto, ma invece affidandoci e facendo la nostra parte con semplicità, un pezzo dopo l'altro e un passo dopo l'altro noi viviamo, godiamo di questo bel dono della vita e riusciamo a passare un po' di serenità, un po' di gioia anche a chi sta intorno a noi. Mi piace questa preghiera di Gesù perché è una preghiera veramente di lode e di ringraziamento. Anche noi dovremo imparare a guardare tutto, la nostra vita, quello che ci circonda, la natura, guardare le persone che ci sono vicine con quest'occhio di benevolenza che sa valorizzare il bene. Vabbè, forse la comunità in cui siamo non è la comunità ideale, quella che piacerebbe a noi. Forse la famiglia in cui viviamo non è proprio quella che avremmo sognato, quella che avremmo voluto costruire. Però questa è la nostra famiglia, questa è la nostra comunità. E qui Dio abita, qui Dio fa le sue meraviglie. Allora ogni mattina quando mi alzo mi impongo di vedere qualcosa di bello nella comunità dove sono. Così non devo rimpiangere nessun'altra e dico sono proprio fortunato di essere qui, non vorrei essere da nessun'altra parte. Tutte le mattine quando mi alzo mi impegno a vedere qualcosa di bello in casa mia, in mio marito, in mia moglie, nei miei figli, nelle persone che mi circondano, perché così dico Signore ti benedico e ti lodo, perché non saremo la famiglia perfetta del mulino bianco, ma siamo veramente una bella famiglia. Ci sono tante cose belle in casa nostra, ti ringrazio perché queste cose belle vengono da te e non desidero altre, non volo a destra e a sinistra, tengo i piedi per terra e ti benedico per quello che sono e per quello che ho. Beh, il Signore quindi ci invita ad avere questa fiducia e questa serenità, a mugugnare un pochettino di meno, non dico proprio niente, no, ma a mugugnare un pochettino di meno e a ringraziare un pochettino di più, Lui e anche gli altri che sono intorno a noi, naturalmente. Questo non vuol dire che la vita sia facile, infatti Gesù aggiunge, il giogo che portate, se lo portate con me, è un po' più leggero. Certo, il gioco c'è, perché la vita è bellissima e tutte le mattine quando ci svegliamo diciamo, Signore ti ringrazio che sono qui, ci sto proprio bene. Però è anche vero che poi tutte le mattine riprendiamo in mano le nostre responsabilità e ci sono momenti della vita, giornate della vita più faticose delle altre. Ma se abbiamo questa fiducia nel Signore, quel peso di quella giornata o di quel momento lo portiamo con più forza, con più serenità, perché sappiamo di non essere soli a camminare, non siamo soli a portare il gioco, il peso, la responsabilità della vita. C'è qualcuno che lo condivide con noi, sempre. E detto questo, andiamo avanti e rinnoviamo la fede del nostro battesimo. Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo.
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre perché ci faccia veri discepoli e testimoni di Cristo, suo Figlio, e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, pellegrina nel mondo, perché con la sua coerente testimonianza sia lievito per la fermentata massa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia loro riconosciuto il diritto a costruire il futuro secondo il piano di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti soffrono scandalo a motivo della nostra incoerenza, perché con la nostra conversione riacquistino fiducia nella potenza del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui presenti, perché comprendiamo ciò che Dio vuole da noi e lo compiamo con fedeltà e rettitudine, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i nostri defunti, per le anime dei defunti, famiglia Gandolfo e Gonella, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché siano accolti dal Signore nella comunione dei santi, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tu accolga nel tuo regno, o Signore, i defunti, Gazzano, Candido e Caterina, che si sono nutriti del tuo corpo e del tuo sangue nel convito eucaristico, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i defunti Carli, Fiorentina e Nino, che sono tornati alla casa del Padre, perché possano entrare nella gloria della resurrezione, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, concedi alle anime dei defunti della famiglia Podestà la remissione di tutti i peccati, affinché per le nostre preghiere ottengano il perdono che hanno sempre desiderato, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che ami la giustizia, rialza con la tua mano quanti giacciono ancora nei loro peccati. Fa che riprendano vita e continuino a sperare per Cristo nostro Signore. Amen. Oh
purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno ad esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli,
San Maurizio, San Leonardo da Porto Maurizio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, da tutte le nostre paure e eccessive ansietà, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, datevi un gesto di comunione fraterna. E la pace sia con voi. Antifona alla comunione. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò, dice il Signore. Alleluia.
salvezza e vi diamo sempre il rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Amen.